alla fine, nel 2017, io ricevetti questo invito, sempre dall'allora direttore generale, a non occuparmi più di queste faccende e la Giunta regionale del Veneto preparò un dossier in carta patinata che fu spedito al presidente dell'Ordine dei Medici di Vicenza, al presidente nazionale della mia società scientifica, chiedendo di prendere provvedimenti in quanto il sottoscritto, in qualità di presidente dell'Associazione Medici per l'Ambiente, di riferente ISDE, ha diffuso mediante articoli pubblicati in via telematica ed a mezzo stampa notizie idonee a sviare la corretta informazione della popolazione sulle tematiche in oggetto, a generare nella stessa allarme e sfiducia nelle istituzioni ed a screditare l'operato delle strutture della Regione del Veneto deputate alla cura della salute pubblica. Segue appunto tutta una raccolta di tutti gli interventi che fece sul mio blog personale, dichiarazioni pubbliche, riviste, interviste, colloqui che ebbi con giornalisti e con organi di stampa, e questo, vedete, appunto è il papiro, il dossier che fu inviato, e alla fine mi presentai con gli avvocati eccetera eccetera e la problematica venne chiusa, la richiesta di provvedimenti fu archiviata e quindi cessò anche la minaccia di licenziamento. Il presidente dell'Ordine dei Medici mi convocò a Vicenza, come dovrebbe essere fatto. Io mi presentai, dichiarai perché avevo deciso di muovermi a difesa della salute pubblica, fu archiviato, invece non si presentò l'autore, diciamo, di questa raccolta di documenti, anch'esso medico, anche lui medico, anche lui iscritto all'Ordine dei Medici di Vicenza.